Svolta per Venezia dal 16 gennaio, contributo d'accesso da 3 a 10 euro per i turisti che entreranno in città. Ha presentato il sistema integrato di prenotazione delle visite. Via libera del governo all'emendamento del deputato Dem Pellicani che regola affitti turistici e locazioni brevi in laguna. Ora la palla passa al comune per l'applicazione della norma. Doppia tragedia della strada in Veneto, morte 2 giovani donne polesane. A Legnago nel Veronese lo schianto costato la vita ad una 18enne. A Occhiobello quello fatale a Sara, 31enne, sposa da un mese. Violento temporale si abbatte su Padova con grandine, forti raffiche di vento, danni e disagi, ma il tema della siccità rimane d'attualità. Dramma in spiaggia a Jesolo, turista di 45 anni entra in acqua per fare il bagno, malgrado il mare agitato e viene travolto dalle onde, muore durante il trasporto in ospedale. Mostra le parti intime alla moglie di un cittadino cubano che reagisce e si prende un pugno in faccia, il nigeriano violento bloccato dalla polizia in centro a Vicenza grazie all'uso del taser. Nel quartiere trevigiano di Santa Bona, salvato dalla polizia locale, un gatto lasciato solo e senza cibo dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. Ora rischiano una denuncia. Ben ritrovati con il telegiornale del Veneto, la cronaca da Venezia in primo piano con un tema destinato a suscitare un forte dibattito e discussioni in città. È stato approvato nella notte con il via libera del governo l'emendamento del deputato Dem Nicola Pellicani che regola gli affitti turistici e le locazioni brevi in laguna. Ora la palla passa al comune per l'applicazione della norma. Sentiamo. È un primo stop agli affitti turistici selvaggi a Venezia. È la prima volta che in Parlamento si riconosce la necessità di disciplinare la materia. L'emendamento al decreto legge aiuti presentato dal deputato veneziano Nicola Pellicani è stato approvato in commissione alla Camera. Assegna al comune la facoltà di individuare i limiti massimi temporali e di case che possono essere affittati ai turisti. Lo scopo è favorire locazioni di lunga durata e quindi la residenzialità in una città arrivata ai limiti dello spopolamento. La norma terrà comunque conto della funzione di integrazione al reddito di chi affitta un'unica abitazione. Quello che avviene in tutta Europa, avviene a Barcellona, avviene ad Amsterdam, avviene a Berlino, avviene a Ginevra, avviene a New York. Dappertutto c'è una disciplina. Si farà nelle principali città occidentali, ma la reazione di Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, l'associazione dei proprietari di casa, non è stata entusiasta. Stando all'ANSA, l'emendamento è definito liberticida dagli scopi occulti di dubbia costituzionalità, esasperatamente dirigista, di ottuse politiche punitive e che incrementerà gli affitti in nero e renderà Venezia deserta e povera nei periodi di bassa stagione. Diverso il commento del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che rivendicando contributo e sostegno alla stesura dell'emendamento ha definito il turismo una risorsa fondamentale che però va regolata e regolamentata per trovare un equilibrio tra chi vive in città e chi viene a visitarla e salvaguardare così l'identità di Venezia. Esulta anche Giovanni Leone, tra i promotori di ATA, Alta Tensione Abitativa, che con il sostegno, tra gli altri, del regista Andrea Segre, quest'inverno aveva iniziato ad introdurre la possibilità di una norma del genere. A metà giugno, durante un'audizione in commissione alla Camera, il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto aveva detto che la città è letteralmente snaturata dal turismo di massa e può risolvere i suoi problemi solo con una legislazione speciale che parta dalla limitazione agli affitti turistici. La commercializzazione di questi alloggi turistici avviene per lo più in maniera abusiva, è organizzata da agenzie internazionali che hanno sede in altri paesi e quindi comporta una forte elusione anche di quelle che possono essere le imposte. Ecco, tra poco vedremo il servizio relativo al contributo d'accesso per entrare a Venezia, perché c'è anche questa ultima novità che riguarda il capoluogo lagunare, visto che è arrivato proprio oggi dal Comune l'annuncio ufficiale dell'approvazione del contributo d'accesso per i turisti che trascorreranno appunto una giornata a Venezia a partire dal 16 di gennaio del 2023. Ma proseguiamo intanto con la cronaca per
perché la scorsa notte è stata una nottata drammatica sulle strade della nostra regione, doppia tragedia della strada con 2 incidenti costati la vita a 2 giovani donne. A Legnago ha perso la vita Bianca Papusciallai, 18 anni, di origini albanesi ma residente a Castelmassa nel Rodigino. Viaggiava sull'auto condotta da un'amica e coetanea che è improvvisamente uscita di strada finendo contro un platano. Bianca, la vediamo nella foto, è morta sul colpo, gravissima l'amica ricoverata all'ospedale Borgo Trento, ancora in corso di accertamento le cause della sbandata fatale. E l'altro terribile incidente si è verificato ieri sera a Occhiobello, vittima una ragazza di 31 anni, Sara Piccinini. La giovane era in sella ad uno scooter assieme al marito trentenne, i due si erano sposati da appena un mese. L'impatto con una vettura è stato violentissimo, Sara è morta sul colpo, gravissimo il marito, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Rovigo. Ed un altro grave incidente si è verificato nel Vicentino con l'auto contro una scultura in mezzo alla rotonda, ferito un 41enne. Paura la scorsa notte nella zona industriale di Breganze, in via dell'Innovazione. Il conducente di un Audi Q3, un 41enne di Malo, all'altezza di una rotatoria, ha perso il controllo dell'auto che è volata sopra una aiuola, finendo la corsa contro il basamento di un'opera d'arte al centro del rondò. La scultura in metallo, dalla forza dell'urto, è stata danneggiata, addirittura spostata di mezzo metro. Nell'impatto il veicolo ha preso fuoco. Provvidenziale è stato l'intervento di un operaio impegnato nel turno di notte in una ditta del posto, che con un estintore a polvere ha spento le fiamme. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano, i carabinieri di Asiago e l'ambulanza del SUEM 118, che ha condotto il 41enne all'ospedale di Sant'Orso per gli accertamenti. Violenta grandinata sulla città di Padova nel pomeriggio di oggi. Un temporale intorno alle 16 ha interessato buona parte della provincia, portando anche un abbassamento delle temperature. Grandine, oltre che nel capoluogo, è stata segnalata anche in alcune zone dei colli euganei e della cintura della città. Numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco per alberi abbattuti sulla sede stradale a causa di forti raffiche di vento. Ma continua però il territorio veneto a soffrire il problema della siccità che queste isolate precipitazioni non hanno risolto. Restiamo a Padova, dove il comune ha dato vita ad un tavolo permanente con il Genio Civile e il Consorzio di Bonifica. Morie di pesci in tutti i canali per mancanza di acqua e ossigeno, emergenza rifiuti, consumo consapevole di uno dei nostri beni più preziosi. Il Comune di Padova affronta tutte queste problematiche e dà vita a un tavolo permanente con i rappresentanti del Genio Civile e del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Problemi per agricoltura e industria, rischio di danni ambientali. Gli argini sono luoghi che naturalmente vivono della presenza dell'acqua, quindi bisogna monitorare da una parte un problema di sicurezza, quello più immediato è la moria di pesci e la formazione di alghe. Quindi da una parte il tentativo di portare in salvo più animali possibili, qui se ne sta occupando la provincia con la polizia provinciale e la polizia ambientale che hanno il compito in questi giorni di trasferire quanti più pesci possibili in acque sicure, mentre noi del Comune, ieri al coordinamento abbiamo deciso anche di intensificare questo tipo di azione e andiamo a far pulizia sia di carcasse di pesci che purtroppo sono morti, quindi evitare fenomeni anche di putrefascenza, quindi problemi anche di carattere sanitario, igienico. E stesso dicasi il monitoraggio delle alghe. Affiorano tutto ciò che sta sotto i fiumi, carrelli, biciclette e quant'altro, e quindi anche questo. Quindi abbiamo ingaggiato una ditta per intensificare questo tipo di attività. Il tavolo resta un tavolo permanente. Nessun rischio di razionamento idrico a Padova, con l'acqua potabile che non viene prelevata dal fiume ed epurata, ma arriva direttamente dalle fonti di Villaverla. Ed ora vediamo il servizio relativo al contributo d'accesso per i turisti per poter accedere
a Venezia che sarà appunto introdotto a partire dal gennaio del 2023. Dall'anno prossimo, per accedere a Venezia sarà necessario pagare un contributo d'accesso. Il provvedimento si inquadra nel sistema con cui il Comune intende regolare i flussi turistici in città. Il contributo sarà applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e quindi alle sole persone che non pernottano a Venezia. La data è stabilita, 16 gennaio 2023, le modalità sono state stabilite, le esclusioni anche, e quindi si parte con grande umiltà, con la certezza che sarà un sistema sicuramente complesso, sicuramente impegnativo da gestire, sicuramente innovativo, sicuramente pionieristico. Le prossime tappe sono l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e in settembre la delibera di giunta che stabilisce le soglie a cui sono poi agganciate appunto le tariffe che vanno dai 3 ai 10 euro come da regolamento approvato ieri. Il Comune sta anche pensando di fissare un limite di capienza della città, che non significa chiusura. Venezia resterà sempre aperta, ma superata una certa soglia di presenze, che potranno essere diversificate nel corso dell'anno, si pagherà un contributo più alto. Il bilancio non ha bisogno di questi soldi. Queste sono una misura di incentivo e disincentivo che insieme alla prenotazione fanno sì che cerchiamo di far vivere meglio il turismo a coloro che vengono in visita alla città e meglio ai residenti di vivere nella propria città. Oltre ai residenti e a chi è nato all'interno del Comune di Venezia, il contributo d'accesso non si applica a chi a Venezia studia e lavora, chi deve accedere a strutture sanitarie, ai proprietari di immobili, i minori di 6 anni, i disabili e i loro accompagnatori. Entro certe soglie, che saranno deliberate dalla Giunta Comunale, non dovranno pagare nemmeno i residenti della città metropolitana e della Regione Veneto. Molti saranno i controlli, saranno operati da personale autorizzato in tutta la città, non più appunto come era precedentemente nel precedente sistema, solo appunto dove scendevano le persone dal treno o dall'autobus. I residenti ovviamente non saranno costretti in alcun modo a prenotarsi e sarà sufficiente esibire la carta d'identità nel momento del controllo. Chi invece sarà richiesto di prenotarsi appunto sono le persone che vengono da fuori e che dovranno appunto registrarsi e prenotarsi e dichiarare eventualmente il motivo di esenzione, che sono quelli elencati nel grande regolamento che abbiamo appena approvato. Ovviamente chi dichiara il falso si assume la responsabilità della sanzione da parte del Comune di Venezia, ma anche il rischio di essere poi appunto chiamato a rispondere penalmente di dichiarazioni false. Per abituare al meccanismo di prenotazione e iniziare a testare il sistema, intanto dal 1 agosto saranno previsti sconti sui mezzi pubblici e sul circuito culturale a chi annuncerà la propria visita almeno 30 giorni prima dell'arrivo. Si avrà la possibilità appunto di avere una scontistica non prenotando ma dicendo io vengo quel giorno. A noi servirà come esperimento in questi mesi per capire e per far iniziare a pensare alla gente che bisogna fare questo sistema. Uno dei temi degli stati generali di martedì a Chioggia sarà la moria di vongole in laguna, un allarme che è stato lanciato dai pescatori. Sentiamo. Che cosa sta succedendo qui? Sta succedendo che l'aumento di salinità sta cambiando proprio l'ambiente lagunare e per noi allevatori significa che si fa difficoltà a continuare ad allevare la vongola. La vongola veneta è in pericolo. L'allarme lo stanno lanciando gli allevatori della laguna di Chioggia che denunciano una diminuzione dell'80% del prodotto pescato. Conseguenza dei cambiamenti climatici accentuata dalla siccità di questi mesi che ha reso più salata la barena e di conseguenza la sparizione della vongola a fronte del dilagare di molluschi e di altra fauna di mare aperto. Stanno arrivando delle specie nuove e con queste purtroppo qualche predatore. C'è stata un'esplosione di murici, che poi sono questi animali, che sono dei pesanti predatori della vongola, è difficili da gestire e che hanno portato a questa contrazione, diciamo, della produzione. E questo è l'esempio di come si stanno moltiplicando questi molluschi a discapito della vongola e di conseguenza di tutto l'indotto economico relativo. Quanto fatturato si perde qui in questo tratto di Laguna Veneta? Guarda, non è semplice fare una stima dei valori, ma sicuramente parliamo di decine e decine di milioni di euro fra produzioni e attività indotte. Sono oltre 500 le famiglie che vivono di questo settore della pesca veneta sempre più in crisi e che, adattandosi al cambiamento climatico, ora stanno sperimentando in laguna l'allevamento delle ostriche. Tutto questo potrebbe risollevare in parte l'economia?
potrebbe risollevare in parte l'economia, perché la laguna di Venezia si presta a questo tipo di allevamento. Dovremo superare delle difficoltà più che altro amministrative e burocratiche. Perché la concessione demaniale prevede l'esclusivo allevamento solo di vongole. Problemi ambientali e inghippi burocratici che Pescagri porterà ai prossimi Stati Generali della Pesca a Chioggia. Come CIA Veneto continueremo a fare pressione affinché venga modificata la carta ittica per l'inserimento dell'ostrica tra le specie coltivabili all'interno della laguna di Venezia. Ma la marinizzazione della laguna è un tema, sottolinea Pescagri, che già da tempo è su tutti i tavoli della politica. L'importante è che ci si alzi da questi tavoli con delle soluzioni. A volte non è così. Un'altra tragedia in spiaggia questa mattina a Jesolo. Un 54enne originario di Bucarest ma residente a Venezia è stato travolto dalle onde all'altezza di piazza Trieste. Con il mare agitato inizialmente era stato salvato e portato a riva, poi è morto poco dopo il trasporto all'ospedale. Stava nuotando vicino alla riva con il mare mosso ed è sparito alla vista dei bagnanti. Il 18 luglio avrebbe compiuto 55 anni. La cronaca ci porta ora nel Padovano. Un proiettile davanti al cancello del suo centro ippico. Alessandra Piras di Tribano racconta la minaccia subita. Mi vogliono intimidire, dice, ma io non ho paura. Il proiettile era davanti al cancello di casa. Alessandra Piras l'ha trovato martedì sera tornando dall'ospedale. Il cancello era leggermente incastrato e quando è scesa dall'auto per sistemarlo si è accorta del bossolo. Ho visto un pezzettino di legno, in realtà il bossolo l'avevano nascosto sotto al pezzetto di legno lungo la guida del cancello, e forse perché non rotolasse via. E quindi poi era tardi, l'indomani io l'ho preso, l'ho imbustato, l'indomani mattina sono andata a sporgere denuncia. Alessandra è titolare del centro ippico Il Criollo di Tribano, un'attività che fino al 2019 portava avanti con il marito Marco Girotto, deceduto improvvisamente a 71 anni nel giugno di quell'anno. Sicuramente sono scomoda perché quando è morto mio marito nel 2019 pensavano che io non proseguissi l'attività e invece sto proseguendo. Alessandra non ha dubbi, la sua attività dà fastidio a qualcuno e anche nei gruppi social ha subito qualche offesa. Forse perché da una parte è terreno agricolo, dall'altra è terreno edificabile e la gente, qualcuno che magari può essere interessato chi dalla parte edificabile, chi alla parte agricola, si era fatto un po' i conti sbagliati, ecco. La Piras ha consegnato il proiettile ai carabinieri della stazione di Tribano che ora stanno conducendo le indagini. Nel Bellunese ora nella tarda mattinata a Riva Monte Agordino, all'interno di un immobile rurale disabitato da tempo, è stato rinvenuto un titolo di miccia detonante per uso civile in pessimo stato di conservazione ed estremamente pericoloso. Allertati i carabinieri di Gosaldo, venivano fatti intervenire gli artificieri di Padova. I militari specializzati hanno trasportato l'esplosivo presso la cava di Gosaldo, appunto facendolo esplodere. La miccia risaliva probabilmente agli anni 50-60 ed era molto pericolosa in quanto poteva essere estremamente sensibile all'attivazione per cause esterne. Atti osceni in luogo pubblico e poi aggredisce i poliziotti. Ieri sera un cittadino nigeriano è stato arrestato, è accaduto a Vicenza. Il taser, ancora protagonista per mettere fine ad un'aggressione velocemente e senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. È accaduto ieri sera, verso le 22:30. La pistola elettrica è stata impiegata dagli agenti delle volanti per immobilizzare un cittadino nigeriano che avanzava aggressivo e con fare minaccioso, inveendo contro la pattuglia. Poco prima, lungo Viale Mazzini, aveva steso con un pugno al volto un cittadino cubano che lo aveva affrontato dopo che il nigeriano aveva mostrato i genitali alla moglie ed era scappato. Il marito, una volta rialzato, è riuscito a dare l'allarme e a fare intervenire una volante che ha immediatamente individuato e bloccato l'aggressore. Il soggetto, che non dava segni di voler desistere dagli atti osceni compiuti in luogo pubblico, ha infine costretto gli agenti all'impiego del taser. L'uomo alla fine è stato scordato in questura e arrestato. Rimane nel Bellunese l'emozione per l'addio a Leonardo Del Vecchio, emozione ma anche sottolineatura per una palpabile distanza tra lui e il mondo politico. Il giorno dopo il funerale, il giorno anche dei commenti su chi c'era e chi non c'era.
Mentre i resti mortali di Leonardo Del Vecchio lasciavano la sua Agordo per la sepoltura a Milano, nei media si cominciavano già a sottolineare le assenze del mondo politico, che sarebbero state notate anche dai familiari del grande imprenditore. A parte il ministro D'Incà per il governo e l'assessore Bottacin per la regione, si notavano più le assenze che le presenze, tra le quali invece, mescolati tra le migliaia di persone che lo hanno amato, c'erano molti rappresentanti del mondo bellunese, a cominciare dal neoeletto sindaco del capoluogo. La mancanza di una persona così importante, una persona che ha saputo partire dal nulla e realizzare veramente una cosa grandissima che dà comunque da vivere a tante famiglie, a tanti luoghi, ha valorizzato un territorio, è veramente triste, quindi siamo qui a stringerci attorno alla famiglia, a tutti i dipendenti. Rappresenta un'immagine anche della nostra provincia, perché ha dato lustro a tutta la nostra provincia questa grande visione di un comparto come l'occhiale. Lui avrà previsto, ma sicuramente non possiamo pensare di trovarci in situazioni di disagio, anzi io sono convinto che questa cosa sia di sprono anche per le nuove generazioni a fare dei passi importanti. A Treviso ora con la storia di un gattino che è stato abbandonato e lasciato solo dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. Abbandonato da solo in casa, senza acqua né cibo, dai proprietari partiti per le vacanze in Colombia. Aveva solamente la possibilità di passare dal terrazzino al corridoio dove si trovava la lettiera. Un gatto salvato dalla polizia locale di Treviso, intervenuta insieme ai vigili del fuoco e all'ENPA in un'abitazione di strada Santa Bonanuova. L'animale ha miagolato disperatamente finché dei vicini non hanno allertato le forze dell'ordine. Naturalmente è stato subito soccorso da parte degli agenti del nucleo di tutela animale, che è stato istituito in comando da almeno 6 mesi e che riceve tra l'altro ogni settimana almeno 3 segnalazioni di cani o gatti che vengono abbandonati oppure vengono maltrattati. Naturalmente ricordiamo che si tratta di un reato penalmente perseguibile d'ufficio, per cui anche il proprietario di questo gatto verrà segnalato all'autorità giudiziaria. La situazione in cui il gattino si trovava era estrema. Una volta recuperato è stato portato dal veterinario, visitato e infine accolto nel gattile di Conegliano. Storie che purtroppo, spiegano dall'ENPA, ci arrivano quotidianamente. Eppure dovrebbe essere chiaro che episodi di maltrattamento come questo difficilmente rimangono impuniti. Questo animale d'affezione, di questo gattino, è la dimostrazione della grande attenzione da parte del comando di polizia locale nei confronti appunto degli animali di affezione, che possono essere gatti, cani, comunque tutti gli animali che vengono mantenuti in casa. Dall'ENPA l'appello a chi sta per andare in vacanza: assicurate al vostro micio le condizioni necessarie per il suo benessere quando partite. Spesso si sente dire che i gatti si arrangiano, ma non è così. Come Ente Nazionale Protezione Animali continueremo a denunciare tutti coloro che abbandonano e maltrattano i loro animali. Ed era questo l'ultimo servizio per il TG del Veneto, grazie per essere stati con noi. Come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. Ci aspetta un weekend all'insegna dell'anticiclone africano con caldo e afa alle stelle. Vediamo il dettaglio di sabato 2 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e soleggiato, cielo in prevalenza sereno in pianura. In montagna da sereno a poco nuvoloso per qualche cumulo a ridosso delle cime nel corso del pomeriggio, ma innocuo, non sono infatti previste piogge degne di nota. Venti localmente moderati da nord-est, temperature in aumento. Le minime infatti saranno comprese tra 16 e 24 gradi, le massime oscilleranno tra i 29 e i 34 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo sereno, sui monti nel pomeriggio possibilità solo di qualche annuvolamento. Soffierà Borino che farà salire la temperatura ma scendere anche un po' l'umidità. Temperature minime sui 20-25 gradi, massime intorno ai 31-33 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni stabili, il tempo sarà soleggiato e il cielo sgombro da nubi.
Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.